Penso che sia un bel gesto quello di Papa Francesco e penso che lui ha risposto con i fatti, quantomeno con un atto di solidarietà. Peraltro dovrò ricevere i rappresentanti, lo annuncio la prossima settimana, del Comitato contro le aperture domenicali. Una battaglia che sembrava persa ma che ora ritorna in auge dopo la presa di posizione del pontefice seguita da quella del patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Le associazioni di categoria rialzano la testa e sono pronte a incontrare il governatore Luca Zaia, già autore di uno sfortunato ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento del passato governo Monti sulla liberalizzazione delle aperture domenicali. Gli interessi e le esigenze delle famiglie ci stanno particolarmente a cuore, spiega il presidente veneto. Faremo quanto possiamo per venire loro incontro. Si può vivere senza aprire i negozi la domenica, ma questo ce lo dicono per primi i negozianti e gli imprenditori. È vero è che diventa un gioco a rialzo. Se apre il tuo concorrente devi aprire anche te, se il tuo concorrente c'ha una commessa deve averne una anche te. Allora proviamo a fare un passo indietro. È proprio necessario da fare la spesa la domenica? Magari facciamo come gli ospedali di notte, un'ora in più la sera, questa potrebbe essere una bella idea.